Il FIR è il Fondo di Indennizzo dei Risparmiatori e con un ordine del giorno presentato dal senatore veneto Pierantonio Zanettin e votato all'unanimità, il governo si impegna, nell'ambito del decreto milleproroghe, a dividere le rimanenze finali, una somma considerevole tra chi ha subito il crack della Banca Popolare Vicentina e di Veneto Banca. È stato infatti approvato, con il parere favorevole del Governo, un ordine del giorno a mia prima firma, ma che è stato sottoscritto da tutti i gruppi politici presenti in aula, che impegna il Governo a provvedere al riparto dei 500 milioni residui del FIR. La prima versione dell'emendamento sul FIR prevedeva una prima analisi dei documenti da parte dell'Europa, ma Zanettin si è opposto. Dopo una sentenza della Corte di Giustizia europea, infatti, è ben chiaro che i fondi che provengono dal mondo bancario non sono aiuti di Stato. Si può ipotizzare che tutti coloro che hanno finora percepito un indennizzo potranno vederlo incrementare anche del 50%. Credo che sia davvero una buona notizia per le nostre comunità. Questa è una risposta ai risparmiatori che consentirà infatti di ottenere un ulteriore ristoro che spetta loro alla luce dei principi già presenti nella legge di bilancio 2019.